Unione regionale giuristi cattolici, 2 giorni dedicati ai temi della giustizia, ecco, un momento di confronto tra colleghi anche con la partecipazione di esperti del settore. Sì, è un momento importante di approfondimento di studi che ha voluto l'Unione Giuristi Cattolici Nazionale, e ringrazio di aver scelto la città di Agrigento, perché questa città è la città che ha dato i lustri a personaggi importanti nel mondo del diritto e dell'impegno cattolico. Ricordiamo Gaspare Ambrosini, ma anche Enrico Giuseppe La Loggia, Angelo Bonfiglio, ma ricordare anche il giudice Saette e il giudice Livatino. Per questo l'Unione Giusti Cattolici di Agrigento in questi 2 giorni ha voluto approfondire le tematiche concernenti il diritto e la responsabilità. La vostra funzione nel territorio? La nostra funzione nel territorio è quella di cercare di approfondire gli argomenti giuridici, soprattutto quelli più attuali, un mondo del diritto che si evolve oggi con l'intelligenza artificiale e anche con le nuove discipline che meritano sicuramente momenti di grande studio. Sulla separazione delle carriere un vostro punto di vista? E siamo fortemente convinti che è molto importante per raggiungere quella terzietà che è proprio del giudice. Avvocato Caleca, lei è oggi presente a questo incontro dell'Unione Giuristi Cattolici e parla della responsabilità degli amministratori degli enti locali. Sì, noi vorremmo approfittare di questo incontro come giuristi cattolici per lanciare un messaggio nuovo, non soltanto, diciamo così, alla politica, ma anche agli stessi amministratori. Oggi l'amministratore locale è gravato da 3 tipi di responsabilità: quella civile, quella penale, quella erariale e contabile. Un groviglio di responsabilità che ha dato luogo a quella definita come la paura della firma. Il legislatore sta provando a superare questa paura. Ora però, se vogliamo essere, diciamo, sinceri fino in fondo, questo tipo di responsabilità così composita nasce da un convincimento, se vogliamo così, occulto, da un pensiero subliminale. L'amministratore degli enti locali, si pensa in generale, è un soggetto che fa il bene pubblico e il bene comune solo se glielo impone la legge e ha il timore della sanzione. Se l'amministratore venisse lasciato senza vincoli, senza norme che glielo impongono, farebbe il bene suo o quello della sua famiglia. È inutile che ci nascondiamo. Questo concetto deve essere superato. Oggi gli amministratori devono vivere il loro impegno come responsabilità nei confronti della comunità. Questo qui, per la verità, il legislatore ha cominciato a farlo ed è un messaggio che bisogna raccogliere. Nel nuovo codice dei contratti pubblici, 1, articolo 2, se non ricordo male, stabilisce un principio fondamentale, che è il principio della fiducia. Si pensi per esempio alla possibilità di scegliere le modalità dell'appalto tra gara pubblica, oppure, come dire, scelta più individuale, addirittura affidamento diretto. Ecco, il legislatore mette nel sistema un'iniezione di fiducia nei confronti degli amministratori. Gli stessi devono essere in grado di raccoglierla, questa fiducia, e di mettere in pratica comportamenti, ecco, che consentano, come dire, il rafforzarsi di questa fiducia. È una fiducia nei confronti degli amministratori e anche una fiducia nei confronti dei cittadini. Insieme si può creare una repubblica nuova. È inutile che parliamo di contrasto con la magistratura, con l'amministratura penale. È un fatto di principio che bisogna cominciare a costruire questo convegno, credo, che serve a questo. In un momento in cui, diciamo, gli amministratori locali hanno tante difficoltà ad amministrare. Sì, io penso per esempio che vada riscritta, dico chiaramente, la responsabilità sanzionatoria che nasce dalla dichiarazione del dissesto dei comuni. La situazione è talmente grave, i dissesti sono talmente evidenti che puoi cercare addirittura la colpa grave, perché applicare le sanzioni, sia quelle interdittive che quelle economiche, dopo che si è sbagliato, è uno dei casi eccezionali in cui si può limitare la responsabilità al dolo, come si è fatto nel periodo del Covid in momenti eccezionali. Questo per i comuni italiani e siciliani in modo particolare è un momento eccezionale. Avvocato, ecco, oggi qui a questa interessante iniziativa dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani, dove si discute in particolare della giustizia. Giustizia, nel caso della mia relazione, sarà legata al diritto civile.
quindi parliamo di responsabilità civile e di quali sono i canoni per attribuire una responsabilità di tipo risarcitorio ai consociati che violano diritti altrui e quindi che provocano danni. Non c'è solo una tematica giuridica, ma sullo sfondo ci sono anche dei principi etici, perché il nostro ordinamento plurimillenario fa riferimento a una responsabilità che non è solo formalità per esercire un altro soggetto, ma anche responsabilità per avere una convivenza pacifica. E ogni volta che si verifica un danno c'è la rottura di questa convivenza pacifica tra i consociati.